Presidente Serracchiani, lungimiranza, modernità e tolleranza, questi sono i tratti caratteristici di Maria Teresa d'Austria che lei ha ricostruito oggi in questo convegno importante sulla visione geopolitica della sovrana. Sì, ha sicuramente governato con luci e ombre e verranno sicuramente messe in rilievo, però a me piaceva ricordare in questo dibattito estremamente interessante appunto queste tre parole, perché effettivamente ha governato e ha fatto politica, direi quasi essendo non tanto la imperatrice del suo tempo ma del tempo successivo, cioè tutte le scelte che ha fatto le ha fatte con grande lungimiranza, l'istruzione obbligatoria per maschi e femmine fino a 12 anni, l'ospedale più grande di quello che serviva perché già immaginava che la città sarebbe cresciuta, e poi tante altre scelte, dai vaccini obbligatori al porto franco di Trieste, ovviamente non limitandosi soltanto a costruire fisicamente il contenitore porto, ma anche a pensare più in là alla necessità di fornire persone che fossero poi capaci di governarlo, e quindi ecco qui la nascita della scuola di nautica a Trieste. Insomma, una donna molto lungimirante, una donna molto determinata, una donna anche astuta nel fare politica e che credo abbia lasciato un'impronta molto importante e molto evidente nella città di Trieste e nell'intera regione. Tommaso Cerno, direttore dell'Espresso, un dibattito a più voci sulla figura di Maria Teresa, da cui è uscito che cosa? È uscito il fatto che Maria Teresa, come hanno ripetuto tutti, non era mai stata a Trieste, però potrebbe arrivarci adesso, nel senso che forse a distanza di 3 secoli, rivivendo in chiave moderna gli stessi problemi di belligeranza, di integrazione, di odio fra popoli, una figura di donna che anche proto-femminista ha costruito con tutti i suoi difetti e le sue contraddizioni la forza del suo governo su una battaglia di progresso, oggi diventa simbolo a Trieste di come questo luogo, questo mare, questo porto, questa città, questo entroterra, questa regione possano tornare a essere simbolo di un ingresso in Europa, non soltanto di commerci, ma anche di chi in Europa cerca di venire in altro modo, e dare a questo messaggio un'attualizzazione che ci dà a noi la forza di stare insieme e di rispondere con serietà, con forza, con sicurezza, come fece lei, ma anche nello spirito cosmopolita che portò alla nascita delle generali, alla trasformazione di un piccolo villaggio in un emporio commerciale di natura internazionale, e quindi lo sviluppo, il futuro, il domani.